Gerico è l'ultima tappa dei pellegrini che vanno a Gerusalemme. Gerico è una città molto in basso, nella depressione del Giordano, a pochi chilometri dal Mar Morto, e si trova vicino al deserto di Giuda. Da Gerico parte la strada che in salita ripida sale a Gerusalemme. Da circa meno 300 si arriva a più 800. 30 chilometri, la tappa di una giornata. Gesù arriva a Gerico e al mattino presto parte dalla città per l'ultima salita e arrivare a Gerusalemme. Così finisce il suo viaggio. Gerusalemme è la meta, la tragica meta dove troverà la morte. In questa 30ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo secondo Marco ci presenta un episodio importante capitato a Gerico, proprio mentre Gesù partiva dalla città per salire a Gerusalemme. C'è un cieco, un mendicante, che lo riconosce figlio di Davide, pretendente al trono, erede di quel regno davidico che molti politicamente sognavano instaurasse Gesù. Chiede di essere aiutato. Abbi pietà di me, gli urla. E Gesù lo ascolta. Manda i discepoli a chiamarlo, un po' imbarazzati perché prima avevano tentato di farlo stare zitto perché non disturbasse la scena, gli dicono: coraggio, alzati, ti chiama. E Bartimeo, rarissimo caso in cui un miracolato di Gesù viene chiamato per nome e addirittura cognome, Timeo, Bartimeo, abbandona il mantello e corre, barcollando come fa un cieco, fin dove la voce di Gesù lo attira. Che cosa vuoi che io faccia per te? È la stessa domanda che aveva fatto ai figli di Zebedeo. Quelli gli avevano chiesto: vogliamo i primi 2 posti? E aveva risposto: no. Bartimeo chiede che io riabbia la vista. E Gesù gli risponde: sì. Questo è un atteggiamento di fede. Chiedere al Signore di poter vedere, di poter superare il proprio limite. Bartimeo ha buttato via la sua ricchezza, era poca cosa, era solo il mantello, ma l'ha buttato via ed è corso verso Gesù, si è fidato di Lui, gli ha chiesto pietà, gli ha chiesto la misericordia, la accoglie e la misericordia si realizza nel concedergli la vista. La prima parte del Vangelo culminava col racconto della guarigione del sordomuto, quando Gesù dice Effatà, apriti, ha aperto le orecchie e la bocca, come avviene ai discepoli. Adesso apre gli occhi ad un cieco. Sono stati pensati bene questi racconti in momenti delicati dell'itinerario per dire che i discepoli stessi hanno bisogno di essere guariti, hanno bisogno di aprire le orecchie, di aprire gli occhi. È l'itinerario dei catecumeni, quelli per cui Marco scrive il suo Vangelo. È l'itinerario di coloro che si preparano al battesimo, che vogliono diventare discepoli. Come finisce l'episodio? E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada, quella strada che porta alla croce. Bartimeo lo segue lungo la strada. È il discepolo. Chi vuole venire dietro di me rinuncia a se stesso e mi segua. Avendo riacquistato la vista, Bartimeo è in grado di seguire Gesù. Diventa un personaggio simbolico importantissimo per la nostra vita di fede. La prima lettura, tratta da Geremia, ci propone una pagina della consolazione. Al capitolo 31
il profeta Geremia ha raccolto una serie di oracoli di promessa. Geremia è il profeta che annuncia drammaticamente l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, è il profeta della fine, ma non come ultima parola, annuncia anche una possibilità di ritorno. E in questo capitolo c'è una parola di consolazione. Il Signore ha salvato il suo popolo. C'è la promessa: Dio riconduce i prigionieri dalla terra di Babilonia, li riporta in Israele. Fra loro ci sono il cieco e lo zoppo. Il richiamo al cieco fa da collegamento al brano di Vangelo. Un cieco non può fare tutti quei chilometri di ritorno da Babilonia a Gerusalemme. È l'immagine di un Israele cieco che viene guarito dal Signore, ovvero zoppo, paralizzato, incapace di camminare, che viene guarito e abilitato a fare questo cammino. L'annuncio di un cammino di ritorno da parte di due persone handicappate, il cieco e lo zoppo, dice l'intervento di Dio che supera il limite dell'uomo. Gli altri due esempi di persone deboli sono positive immagini della vita. Insieme al cieco e allo zoppo, il profeta Geremia parla della donna incinta e della partoriente. Sono due persone che non possono fare un lungo viaggio a piedi, eppure sono le persone che stanno per dare la vita, per mettere al mondo una nuova creatura. È l'immagine della speranza di una umanità sofferente, limitata, che però ha davanti la prospettiva della vita. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Il Salmo 125 è uno splendido gioiello di contrapposizione. Il Signore ristabilisce la sorte di Sion. Il Signore cambia la nostra condizione. Adesso c'è una fase di semina. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i covoni. Nell'andare in esilio c'è stato il pianto, ma quella situazione ha fatto bene, ha prodotto una messe, ritornando c'è il raccolto. La nostra vita è un momento di semina e di pianto, ma c'è la prospettiva del ritorno e del raccolto nella gioia. La seconda lettura, sempre dalla lettera agli Ebrei, dal capitolo 5, ci propone un quadro di Cristo sacerdote. È il grande tema di questo capolavoro della teologia apostolica che chiamiamo lettera agli Ebrei. Gesù non si è dato il titolo di sacerdote, non ce l'aveva secondo l'ordine di Levi, perché non apparteneva a quella tribù. Durante la sua vita terrena non ha svolto funzioni sacerdotali levitiche, però, riflette questo autore, è il figlio di Dio. Dio gli ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E proprio perché figlio è accreditato presso Dio, ma proprio perché uomo sofferente che è passato attraverso la condizione dolorosa, è misericordioso, solidale, capace di capire la nostra debolezza, quindi accreditato presso gli uomini. Ecco la doppia qualità del sacerdote. È dalla parte di Dio, ma è dalla parte dell'uomo, veramente legato a Dio, che gli ha detto: tu sei sacerdote per sempre. Non come Levi, come Melchisedec, in un modo originale, nuovo, perché sei mio figlio, perché sei veramente uomo solidale con l'umanità. Gesù, sacerdote, è la garanzia della nostra salvezza. Che io riabbia la vista, che io possa vedere la tua strada, Signore. E grazie al suo intervento terapeutico noi possiamo seguirlo sulla sua
strada, non pretendere che lui venga sulla nostra. Noi, discepoli, lo seguiamo sulla sua strada, verso Gerusalemme, verso la croce, sapendo che la morte non è l'ultima parola.